Devo, si può dire, ringraziare quelli che mi hanno fatto alcune domande in questi giorni nel mio profilo, perché così mi hanno stimolato un po', o perlomeno mi hanno fatto uscire, come dire, dal guscio, dalla tana, per rispondere direttamente. Non mi era mai successo, se non nelle conferenze, di rispondere a certe domande su certe parole sarde relative ai loro etimi. Vabbè, questo è, come dire, un nuovo tipo di approccio che personalmente ritengo di poter accettare, insomma. Spero di non essere subissato in futuro, ma se non sarò subissato, ogni tanto potrò rispondere anche appunto direttamente con questo tipo di intervista. Valeria Piga mi pone la domanda che significa Bailindi. Beh, un po' lo sappiamo tutti, no? E io posso dare il significato, cioè l'origine, che anche questa ha origine antica, esattamente babilonese. Da Baum, che significa passare, superare, varcare, da cui il sardo Bau, il guado che si attraversa per continuare la via, il guado dei fiumi Baun. Però Bailindi è composto da due parole antiche, Bau più andai, usiamo la parola andai in Sardegna, perciò bae, abbiamo due radici, bae, vai in Sardegna, vai, cioè come dire attraverso il guado, oltre, passa, vai oltre, oltre la porta, esci di casa, vattene. E indi, by d'indi, questa parola, abbiamo un confronto con l'italiano andare. Ben inteso, non deriva dall'italiano, perché normalmente nessuna delle parole sarde derivano dall'italiano. Hanno concomitanze con quelle italiane, hanno gli stessi significati perché ambedue i lati del Mediterraneo, ambedue le coste utilizzavano la stessa base sumerica, che è arcaica, vecchia di oltre 10.000 anni. Per cui Bairindi, questo Indi finale, viene, ce lo troviamo in Andai appunto, viene dal sumerico Andu, cioè da ana verso du andare, andu, vado verso, perciò Bailindi è una parola composta che ha questo significato proprio di andare via, proprio una persona che è scacciata va via e se ne va, varca la porta e non si fa vedere. Andiamo a una domanda fatta da Tore Pilloni Stuzzolo. Lui chiede Aba Grabinu, che è molto di meraviglia o di stupore. Abbiamo anche altre forme, Abagrabiu, lui scrive anche Abagra, cioè evidentemente quella parola nel suo paese si pronuncia in vario modo. Questo Abagra è una corruzione in realtà, perlomeno rispetto ad altre parole che si trovano per esempio in Barbagia. Lì in Barbagia si trova la parola malagrabiu, che è la stessa cosa perché questa B si confonde foneticamente secondo i paesi con la M e non solo, per cui questo abagravino evidentemente inizialmente si aveva un malagravium che significa accidenti. Accidenti è sempre un'esclamazione, perciò è uguale al motto di meraviglia o di stupore che mi pone Puzzolo. Accidenti e deriva dall'accadico malharbu, che però non ha lo stesso significato. Significa letteralmente come un deserto. Evidentemente proprio come un deserto, presso gli accadici propriamente detti, aveva un significato, non so se mi spiego,
molto esplosivo, perché come un deserto significa proprio il nulla totale, visto che loro già vivevano in territori desertici. Per cui evidentemente era una loro imprecazione, come dire, vai malagrabiu, vattene a sbattere nel deserto, vai a morire, insomma, cioè qualcosa del genere. Era un'esclamazione anche per loro. Veniamo ad una domanda di Giovanni Uzzeri o Uzzeri, perché in Sardegna abbiamo due cognomi, Uzzeri e Uzzeri, bisogna vedere come si pronuncia il suo. Nel nord Sardegna in genere Uzzeri, che mi pone la domanda su Alenu, evidentemente relativa al respiro. E qui abbiamo appunto il confronto col verbo alenare, alenai, eccetera, cioè respirare. Viene, questa è una parola che è stata modificata con i millenni, viene dall'accadico aria, da cui la parola sarda aria, ari, eccetera, anche italiana, che significa però non l'aria propriamente detta, perché l'aria propriamente detta dagli antichi non era conosciuta, era conosciuto invece il vuoto che noi abbiamo tutto attorno, cioè noi quando respiriamo, secondo gli antichi, respiriamo il vuoto, ecco aria per loro significata il vuoto, significava. Anninnia, ecco, Gianna Illotto mi scrive Anninnia con una parentesi quasi di sicuro intraducibile. No, perlomeno io le ho tutte tradotte le parole della Sardegna. E perciò anche Anninnia e anche Anninnora, che è collegato con Anninnia nelle canzoni che sappiamo, nelle canzoni che si cantano ai bambini. Questa anennia viene dall'accadico annu, che significa sì, è una parola di assenso, più niu, signore, maestro detto principalmente a Dio, perciò, o al re. Perciò quando la madre culla il proprio bimbo per calmarlo, in genere gli canta la ninnia o per calmarlo, ma principalmente per farlo addormentare. Aninnia significa letteralmente sì mio signore, sì mio sovrano, cioè è una parola, una frase carezzevole che ci viene tramandata da millenni e di cui stavamo perdendo il significato. Anninnora è più o meno lì, più o meno lo stesso significato, perché viene sempre da annu, parola di assenso, approvazione, più nuru, luce, splendore del sole. Perciò quando la madre dice anninnora al proprio bambino dice sì mio sole, cioè gli fa come dire, gli sussurra una parola carezzevole, più carezzevole presumo non si può. Questo è segno anche del grande amore che le mamme hanno sempre avuto, almeno in Sardegna, spero dovunque, ma almeno in Sardegna per i propri figli. Insomma, no? Le parole più poetiche si utilizzavano per loro, questo dobbiamo capirlo e impararlo. Veniamo a Ivo Maccioni, il quale mi pone la domanda, Arreghescia, che lo interpreta come aggettivo, lagnosa. Lagnosa, beh, è lì, c'è quasi arrivato, nel senso che certi significati, certe parole in parti della Sardegna hanno un significato, altrove possono avere significati diversi, ma il campo semantico è più o meno uguale. Infatti al maschile arreghesciu in campidanese significa alterco, litigio, perciò arreghescioso, litigioso, riottoso è una parola collegata anche al verbo chesciare, che deriva proprio dall'accadico hashum, in inglese to crush, chop, fare a pezzi, maciullare. Ecco, perciò
Reghescia, oggi lo interpretiamo come lagnosa, ma un tempo era qualcosa di più, qualcosa che maciullava il fegato altrui, è il caso di dire, no? Che proprio non se ne poteva più. A stili, Pilia, Leonardo Pilia. E mi pone due tipi di traduzioni, morto de astili, cioè morte, come dire, morto di morte cruenta, e poi, vabbè, poi ci arriviamo per l'altra domanda. Allora, questo astili per morto di morte cruenta è possibile perché secondo me questo tipo di parola deriva, cioè ha il suo collaterale nel latino hasta. Tutti sanno che significa lancia letteralmente, perciò con la sua punta che serviva per uccidere. Perciò morto de astili, per dire morto di morte cruenta, probabilmente ha questo significato. A sua volta la parola sarda e quella latina hanno l'origine dal sumerico ashte, punta, perciò automaticamente punta di lancia. Perciò, come vedete, il triangolo si chiude. Ecco, l'altra domanda che faceva sempre relativa alla stili è currende che sa stili. In questo caso abbiamo una parola foneticamente simile al precedente aggettivale, ma non è un aggettivale, è comunque sia una parola diversa. Corrende che sa stile, a mio modo di vedere, significa correndo come la martora. Infatti in Sardegna abbiamo molte parole che si avvicinano a questo astili e abbiamo assile, assibile, il logudoro, che significa martora. E questo viene, perlomeno il corrispettivo antico è il babilonese hassu, letteralmente oppressore. Se ci aggiungiamo il suffisso ile, che è suffisso di strumento, abbiamo proprio sassile o sassile che è uguale alla martora, chiamato l'oppressore per ovvi motivi, perché è un animale sanguinario, cioè quando trova animali dalla sua grandezza in giù, proprio li uccide sanguinariamente e poi se li divora, la martora. Da qui il significato. Adesso andiamo a una domanda che è un po' che richiede risposta complessa, però la voglio dare, insomma, mi spiace lasciarla senza risposta perché ne vale la pena. Giovanni Pedrangelu di Ozieri mi pone il problema di Attulipedde, che in logodoro significa pipistrello. Qua lui pensa che questo attu sia identico, questa prima parte, sia identico un po' in tutta la Sardegna, invece qua devo sfatare la credenza perché in Sardegna le parole complesse non possono tutte quante, nonostante abbiano certe parti corrispondenti a tante altre parole, non possono essere paragonate ad altre parole. Ogni parola sarda dobbiamo imparare ad analizzarla per sé, perché ha un suo proprio campo fonetico e semantico che molto spesso non può essere condiviso da altre parole con altri campi semantici. E mi spiego bene. Attulipedde, pipistrello. Qua bisogna suddividere la parola in attu più pedde. Poi c'è stato col tempo un'intromissione, un elemento intrusivo, questo lì, attulipedde.
Va bene, questo elemento intrusivo ci dà attualmente questa parola attulipedde, ma un tempo era attupedde, atti che poi io nella mia grammatica ho spiegato bene che cosa sono, che cos'è lo stato costrutto. Cioè normalmente le parole composte in sardo hanno una I intermedia. Quello è lo stato costrutto, che è di origine semitica, accadica, aramaica, ebraica, eccetera. Non sto qui a spiegarlo, però state attenti, tutte le volte che c'è una I intermedia, quasi sempre ci troviamo di fronte a uno stato costrutto. Attipedde viene dall'accadico attu, che diviene atti, come spiegavo, più padu. Allora, attu significa appartenente a, relativo a, riferito a. Padu significa imprigionare. Seguitemi bene. Attipede, cioè attipadu all'inizio, significò letteralmente uccello relativo alle prigioni. Qua bisogna intendersi questo uccello relativo alle prigioni. Teniamo conto che la storia delle parole, specialmente la storia delle parole sarde, che sono le più antiche del mondo mediterraneo, la storia ci insegna che le parole non sono nate oggi, neanche 1000 anni fa, neanche 2000 anni fa, ma sono nate 10, 20, 30, 40.000 anni fa. Per cui bisogna, nel trovare il significato profondo di una parola, riandare sempre ai significati iniziali, come cercare di immaginare con l'immaginazione appunto perché nacque in quel modo la parola. Pertanto dobbiamo chiederci perché il pipistrello viene chiamato uccello delle prigioni. Semplicemente perché le più antiche prigioni del mondo non erano altro che delle spelonche. Una caverna con un masso addosso. Polifemo ce lo insegna nella storia di Ulisse, ce lo insegna Platone nella storia della caverna, l'uomo relegato nella caverna. Le caverne erano le più antiche prigioni, per cui Attulipedde significa l'uccello delle prigioni. Ma perché delle prigioni? Semplice no, perché appunto i pipistrelli stanno nelle caverne, nel buio delle caverne. Mi sembra già spiegata la cosa. Però veniamo ad altre parole similari, per esempio attilibriu, che in sardo significa, in logudoro specialmente, significa gheppio, un rapace. Attilibriu, zilibriu, cilibriu, secondo le zone, è il gheppio. La base in Sardegna ce l'abbiamo in tilibbu, che guarda caso è uguale al nome della tarantola muraria o del gecko. Teniamo conto, prima di proseguire, che in Sardegna purtroppo, ma non solo in Sardegna, anche in tutta Italia, in tante altre parti del Mediterraneo e del mondo, comunque in Sardegna abbiamo molte parole di animali che fra di loro sono incompatibili, cioè hanno la stessa fonetica ma indicano animali diversi. E questo riguarda anche i pesci. Abbiamo molti nomi, adesso non sto a spiegare, per esempio di animali appunto predatori o non predatori, ma che hanno addirittura nomi di pesci. Per capire, perciò non dobbiamo spaventarci quando Attilibriu lo troviamo identico o quasi foneticamente a Tilibu uguale a tarantola. Questo Tilibbu a sua volta, ecco qua, e ritorniamo può andare bene questo significato che sto per dare, sia per la tarantola, cioè il gecko per intenderci, sia per il gheppio. La tarantola sappiamo come assale, rimane immobile, poi nel momento di assalire, dipende da quanto è distante la preda, in genere un insetto, o gli basta la lingua, la lancia come una freccia, proprio un lampo, presa la preda, oppure
lancia la lingua e contemporaneamente avanza come un lampo. E perciò abbiamo il sumerico Tilib, freccia che avanza praticamente nel silenzio attonito. Lib significa silenzio attonico, T significa freccia. Poi abbiamo anche la parola righi, uccello, letteralmente, per cui Tilibbu, freccia attonita, dice già la parola, è la freccia che colpisce la preda in modo subitaneo e uno neanche non se l'aspetta e perciò rimane intontito. E questo è su Tilibbu in quanto tarantola. Invece Attilibriu ha in più questo righi, Attilibrighi, letteralmente, un tempo significò uccello freccia silenzioso, perché questa è la tecnica di assalto del gheppio. Tutto qui. Il problema di Actu Ottille da Giovanni Petrangelo ce l'abbiamo per esempio in Tilicuccu, in Tilicherta, in Tilipirche e devo spiegarli tutti e tre. Questi tre si assomigliano come significato. Tilicuccu è il gongilo, spero tutti sappiate cos'è, non sto a spiegare, un certo tipo di lucertola viscida, cioè lucida, color marroncino, picchiettata, eccetera. Il gongilo, il suo significato lo troviamo nell'accadico teru, strisciare dentro, letteralmente, più cucu, che è designazione di un serpente, ma può essere anche un normale rettile. Perciò teru cuccu letteralmente significa rettile che s'annida sotto le pietre. Ed è facile capire perché. Perché il gongilo appunto sta sempre annidato sotto le pietre. Questo è il suo nido preferito. Non sta mai all'aperto. E così anche la lucertola finché può se ne sta nei muri a secco, ma specie nelle parti basse. Questo è il suo tipo di vita. Infatti Tilicherta viene sempre da teru, penetrare, strisciar dentro, nel suolo, nel terreno, più kertu, sempre in accadico, che significa scavabuchi, letteralmente. Perciò che penetra scavando buchi, la Tilicherta. Su Tilipirche, sapete cos'è la cavalletta, no? Da teru penetrare più birku, forza. Tutti sanno che la cavalletta si fa il nido proprio sottoterra, e però la sua figura è legata, come sappiamo, alla forza, perché se io con le mie gambe avessi la forza delle chele di una cavalletta, forse riuscirei a saltare fino alla cima di un grattacielo, ma chissà. Però Tilipir che significa quello che penetra, colui che penetra è la forza, letteralmente. Questa è la spiegazione che ho dato a Giovanni Petrangelo, un po' lunga, però per le altre andrò molto veloce.